Buonasera, sì, buonasera. Di nuovo buonasera e benvenuti a Spazio Lilla, per qualcuno bentornato. Questa è una delle tappe di questo percorso che abbiamo tracciato che più aspettavo. Perché? Perché Peppino è una persona che stimo in modo particolare, perché l'argomento mi sta molto a cuore. Tutto ciò che lui svilupperà questa sera legato a Rosa Balistreri mi incuriosisce moltissimo. Prima però di addentrarci nell'evento che il professore Restifo gestirà questa sera, è necessario, credo sia utile, poter fare una premessa per contestualizzare che cos'è che stiamo facendo e il perché lo stiamo facendo. Come associazione culturale siamo partiti quest'anno con un laboratorio teatrale dal canto al conto, ideato e diretto dal regista e attore Vincenzo Tripolo, mio caro amico, che tra l'altro è qui presente questa sera. E questo laboratorio teatrale è incentrato, dico perché lo stiamo continuando, sul 12° canto dell'Odissea, tradotto dal greco al siciliano dalla professoressa Rosa Gazzara. Bene, questa esperienza è stata un'esperienza molto suggestiva, entusiasmante. La buona parte dei partecipanti avevano delle difficoltà, delle resistenze, non volevano approcciarsi a questo percorso non solo per tutte le remore, sali su un palcoscenico, ma come faccio, la memoria, no, sono una serie di resistenze che normalmente accadono, ma in particolar modo c'era l'approccio alla lingua siciliana, al dialetto che dir si vuole. Tutti, tutte, nessuno escluso, quando abbiamo incominciato questo percorso ce ne siamo innamorati, perché la potenza espressiva del siciliano ci ha entusiasmato, la capacità di poter, anche come ritmo, come suggestione, è un'altra cosa. Spesso facevamo un confronto con le varie traduzioni in italiano e ci rendevamo conto che la scelta di farlo in siciliano era una scelta appropriata. Questa esperienza ci ha portato a una piccola messa in scena, una pillola a Villa Cianciafara, e questa esperienza è stata notata da un mio caro amico che è un dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Aurelio Latorre, che è messinese, quindi siciliano, molto sensibile al tema, lo ha voluto approfondire. Perché? Perché lui era da anni che stava lavorando, rifletteva, ha elaborato una strategia per poter fare in modo di accendere i riflettori sulla dignità della lingua siciliana. L'incontro con Aurelio è stato illuminante anche perché mi ha portato a conoscenza di due fatti che voglio condividere con voi. Il primo: nel 2009, durante il periodo del governo D'Alema, fu varata una legge che tutela le lingue vulnerabili, cioè quelle lingue che sono a rischio di estinzione. Tra le lingue regionali delle regioni a statuto speciale c'è soltanto il sardo e il friulano, poi c'è il ladino, l'albanese, sono 12 in tutto, ma il siciliano non c'è. Questo primo aspetto mi ha indignato. Ma perché non c'è il siciliano? Ma con la nostra cultura, con la nostra tradizione, con la poetica siciliana, mi è sembrata un'assurdità. Secondo aspetto che mi ha motivato a questo percorso, a intraprendere questo percorso. Nel 2011 la Regione Sicilia ha emanato una legge che istituisce per ogni scuola di ordine e grado la possibilità di 1 ora a settimana di lingua siciliana. Bene, questa legge è rimasta a binario morto, non è stata mai attuata perché mancano i passaggi, attuativi, e quindi è rimasta lì a binario morto. Questi due aspetti mi hanno motivato, insieme all'esperienza galvanizzante del laboratorio teatrale, abbiamo pensato di organizzare una tavola rotonda nell'aula magna dell'Università di Messina il 26 di settembre. È un regalo che mi sono fatto perché in quella data ho compiuto 58 anni.
là mi sono rovinato. E là ti sei rovinato. Perché? Perché io ho coinvolto degli amici, ma soprattutto delle eccellenze della nostra città. Ho coinvolto Peppino Restifo, Sergio Todesco, Vincenzo Tripoto, Marcello Mento che mi è stato accanto, che altro più, adesso mi sfugge, Caterina Celesti, la dirigente della Farina, Giovanna De Francesco, dirigente del Mauro Lico, ovviamente uno dei relatori era Aurelio La Torre, e un altro relatore che ho invitato è Ignazio Corrao, l'europarlamentare Ignazio Corrao, che da anni è impegnato su questo fronte. Bene, i lavori e i risultati di questa tavola rotonda mi hanno fatto capire che siamo in un momento propizio, positivo, che c'è un terreno fertile per attivare questo percorso. E quindi abbiamo organizzato la settimana della lingua siciliana, abbiamo concentrato in questo breve periodo, in 7 giorni, 11 eventi che sono articolati in varie realtà. Abbiamo coinvolto la Feltrinelli, la Mondadori, il Liceo La Farina, il Mauro Lico, l'Istituto Tecnico Superiore Albatros, Villa Cianciafara, e ovviamente noi come Spazio Lilla, noi come RB ci siamo impegnati in modo significativo. Da noi si tengono 4 eventi e questo è il primo che si tiene qui da noi. L'obiettivo qual è di questi 11 eventi? Quello di raccogliere contributi, testimonianze, contenuti che possono essere funzionali a intraprendere, a continuare questo percorso. Il passo successivo che ci vedrà protagonisti è a brevissima scadenza. Più esattamente si tratta di un congresso che si terrà all'Europarlamento il 7 dicembre e quindi come ARB, come gruppo messinese, abbiamo costituito un gruppo composto da 10 persone che andremo a questo convegno proprio per rappresentare il nostro territorio, rappresentare la nostra città su questo tema. Ci sono già in programma altre attività, altre iniziative che hanno essenzialmente lo scopo di portare la lingua siciliana tra la gente, con la gente e fare in modo tale che possiamo riappropriarci di quella necessaria identità. E sulla parola identità ne approfitto per fare una precisazione, preferisco farla in premessa. Spesso il termine identità viene usato o strumentalizzato per altri fini che sono di carattere politico o scissionista. Ecco, bene, noi non abbiamo nulla a che fare con questo genere di movimenti. La nostra vera intenzione è quella di fare in modo tale che le nuove generazioni, ma anche noi, possiamo praticarlo nel quotidiano. È ovvio che non vogliamo mettere da parte l'italiano, c'è una lingua nazionale, quella è, quella rimane, ma basti pensare che per l'agenzia dell'UNESCO noi siciliani siamo considerati bilingue. Ciò nonostante noi siciliani siamo il primo problema affinché questo possa essere praticato, perché ce ne vergogniamo, perché magari quando andiamo fuori cerchiamo di nascondere la nostra inflessione come se fosse un'onta, come se fosse una vergogna. Invece in altre realtà ne sono orgogliosi del proprio linguaggio. Bene, io adesso mi taccio, non voglio sottrarre altro tempo al professore Peppino Restifo, al tema che tratteremo questa sera, e auguro a tutti una buona serata. Allora, intanto proporrei di fare una piccola modifica al titolo, perché mi scappavo Inza, mentre la canzone dice Inza, quindi dobbiamo sostituire, ecco, fatelo mentalmente, no? Sostituire la I con l'apostrofo, perché la canzone dice tra vide e va dentro oscura funne, un è l'amante mio che mi spariu, la vaio per cercare un trova unne, per lo suo amore l'uomo non ferrio. Pare una canzone d'amore, no, pare una canzone che praticamente l'amante, cioè l'amata, azzita, non si trova più. E allora
un povero paccio, perché sapete quando uno è innamorato la testa come un firrialoro, no? Che ci giria continuamente. E allora pare appunto che sia una canzone d'amore. In realtà già Salomone Marino aveva scritto nell'Ottocento: ignoti sono gli autori della storia della bella Agata presa dai turchi. E in effetti questa canzone, che appunto Rosa Balistreri ha proposto per diversi anni, è una canzone che non è una fiction, cioè non è semplicemente l'innamorato che cerca l'innamorata spersa, e invece è la storia della bella Agata presa dalle corsali di Barbarossa negli prai vicino l'Alicata. I prai sarebbero le spiagge, no? Quindi è una, diciamo, una canzone di autore ignoto che nasce attorno al 1540, e mi dispiace che Rosa Balistreri morì, perché se no le avrei chiesto: ma tia, cosa contavo sta storia? Che poi è la domanda che ho fatto l'altro giorno a Ministro Rantino, che è un giovane cantautore di Castelmola, il quale ha scritto Gli schiavi del Sirina, che sarebbe il fiume che c'è sotto Taormina. E siccome ho promesso al professore, al collega Mario Bolognari, di scrivere una cosa sulla leggenda del Sirina, perché il Sirina sto andando fuori tema, lo so. Nel Sirina insomma c'è la maga che di notte canta, chiama i carusi e poi fa fugare. Quindi è una... E allora pure lui scrive pure una canzone, Ministro Rantino, Gli schiavi del Sirina. E io ci domando: ma ti ha contato sta storia? E lui mi ha risposto, perché è vivo e vegeto, anche giovane e baldanzoso. Sì, il cantante dei Beddi, sì. Mi ha detto: ah no, che sta, ma contavo me piace. Invece qua appunto a Rosa Balistreri cuccia contavo, perché è la storia della bella Agata che viene rapita dai corsari. Guttita forse. Non lo so, perché in effetti la canzone è vero che viene fatta risalire al 1540, però Salomone Marino ritrova una edizione del 1614, mi come sono erudito. Vabbè, ci voleva, appunto pubblicata a Palermo proprio nel 1614. Questa c'è forse qualcosa che non funziona bene, perché si dice che sia stata presa schiava da Hayreddin, detto da noi Barbarossa, e non sono pirati ma sono corsari. Fatemi fare un professore per un momento, cioè facciamo la distinzione fra pirati e corsari, no? I pirati sono banditi che lavorano in proprio, tant'è vero che gli inglesi usano due parole diverse, pirate and privateers, quindi sono, come si può dire, dei banditi in proprio. I corsari fanno la stessa cosa precisa, cioè vanno all'assalto di navi, sbarcano a terra, ferrano che c'è, femmine, mascoli, picciriti, ranno no perché ne vogliono. E poi denari, beni, cose mangiare, no? Ma hanno la patente, cioè la patente di corsa, infatti, che è una prassi, diciamo, del Mediterraneo. Noi in genere quando diciamo i corsari pensiamo sempre alla sponda meridionale del Mediterraneo, in realtà anche i cavalieri di Malta erano corsari, cioè a patente si faceva un hit a Malta, ma c'erano anche i corsari siciliani, e fra questi corsari siciliani ce n'erano alcuni vicini a noi, alle Isole Olie, perché alle Isole Olie a un certo punto dissero: qua
siamo isolati, se non aiutiamo noi altri, che i nostri mani non aiutano, tanto vale allora che cominciamo a fare guerra di corsa anche noi. E Barbarossa, e appunto la storia ripresa da Rosa Balistreri è una storia ambientata a Licata, ma io vorrei portarvi invece da questa parte nostra e vorrei appunto, se possibile, la prima foto, la prima foto, perché così ci cominciamo ad ambientare. Qua sotto c'è Messina, queste sono le Masse, Castanea, Salice e qua sotto Uibsu. Gesso. No, che fra l'altro è pure tradotto in latino da Vito Marianico, lo scrive Ibisum con la Y, quindi una cosa molto raffinata. Perché vi voglio portare qua? Perché mi voto colomare spio all'unni, mi date novatillo bene mio, e l'eco di lontano mi risponde, caschiava delle turche segnio. E nel 1544 succede una cosa pazzesca, cioè succede che stavolta sì, Khaireddin Barbarossa, ammiraglio della flotta ottomana che ha svernato a Tolone, perché poi erano infedeli, però qualche re europeo poi sutta ci faceva accordi, no, ci faceva traffichi, e quindi Barbarossa al ritorno da Tolone se ne va calando lungo le coste dell'Italia meridionale e a un certo punto si presenta davanti a Lipari. A Lipari i liparoti naturalmente sono semplicemente terrorizzati perché hanno visto spuntare all'orizzonte 150 alberi. Era una specie a foresta che camminava sopra l'acqua e si avvicinava sempre di più, e Barbarossa piglia un rinnegato. Poi ci torniamo un attimo perché anche questa è una storia molto interessante e che ci riguarda molto da vicino, come messinesi proprio. Prende un rinnegato e gli manda a dire a quelli: oh, arrendetevi, perché non vedete quanto siamo. E che dice: no, noi tanto per noi spariamo una pare cannonate, poi vedremo. In realtà non ce l'hanno fatta, non ce la potevano mai fare, perché i liparoti nel 1544 erano attorno a 2000 e quello sulle sue navi aveva attorno a 20.000 uomini, e in più aveva l'artiglieria ottomana, artiglieria famosissima, temuta da tutti gli europei. E quindi che cosa fece? Fece il sacco di Lipari. Il sacco di Lipari fu una cosa terribile, e anche in questo caso c'è qualcuno che ha scritto una cosa bellissima che dice, se la vedo, le sepolture delle templi santi apriano, iscivano di fuori alle morti, scavando fino all'osse tutti quanti, che con l'intenni chiste pare forte, li calici e loccali in quello stante se li giocano fra loro alle sorti, comodi Cristi re Davide dicia, non più ne manco la sua profezia. È il famoso sacco di Lipari, il sacco di Lipari. Questa poesia, che appunto, questo poema che ricorda il sacco di Lipari, è una poesia, tanto per cambiare, essendo in siciliano, è una poesia molto vivida, cioè ci fa vedere i corsari, questi sì corsari, perché avevano tanto di patente del sultano, no, dell'imperatore ottomano, entrare nelle case, entrare nelle chiese, prendersi i giocali, che sarebbero appunto gli ornamenti religiosi, i calici, eccetera, e giocarseli a dadi. Proprio ci fa vedere come i turchi
si giocavano a dadi questa cosa qua. E ogni tanto perdo il filo, va bene, ma non vi preoccupate. All'andata verso Tolone, Khaireddin passa dallo stretto e, come dice il nostro Gallo, il nostro cronista Gallo, il 19 giugno del 1543 stacca una nave delle sue che è giunta al promontorio di Rasocolmo, detto dagli antichi Falacrio, prese una nave rausea e di smontar fece nella spiaggia grossa banda di turchi, con i quali danneggiò il villaggio delle Masse e Castanea. Verso Caporasocolmo, ma dove poteva mai approdare? Alle spiagge, alle montagne di sabbia no, perché era pieno di nudisti, quindi non... Quindi il posto migliore per sbarcare era Acqualadroni, che noi chiamiamo Acqualadroni, ma Flavia Frisone in un bellissimo articolo ha spiegato che in realtà il nome vero è Acquaruni, infatti. E perché sbarcano là? Perché lì da Caporasocolmo, dove c'è la torre, no? Una torre che poi sarà messa in evidenza da Camigliani, da lì non si vede il ridotto di Acqualadroni, e da lì poi ci sono tutti, diciamo, gli assi di penetrazione che sono fatti dai torrenti in direzione appunto delle Masse, Massa San Giorgio, Massa Santa Lucia. Qua in questo angolino c'è Massa San Nicola, che è talmente piccirillo che manco in una mappa. Quindi, perché quanti abitanti fa adesso Massa San Nicola? Tutti dicono che è un villaggio fantasma, in realtà non è fantasma, perché qualcuno ci sta, sì, qualcuno ci sta, 4-5 forse, 2. Siccome loro sono del movimento Casali di Tramontana, vennero apposta per farmi, come si può dire, le bucce, no? Per vedere. Allora, certo, sono informatissimi di quanti abitanti ci sono a Massa San Nicola, ma la cosa che è interessante è che appunto tutti i torrenti, tra villi e valli, no? Tra villi e valli, ville e valli, e in Ciabuscura funni, ora sono rimasti delle macchie verdi, no? Vedete le macchie verdi? Ma dobbiamo immaginarci che nel 500 il bosco sia più esteso, insomma, che quindi sono veramente buscura funni. E in questo i turchi, che stavolta erano turchi, poi ne regoliamo su sta storia dei turchi, perché non sempre i turchi sono turchi, e entrano pure verso Gesso, e diciamo potrebbero, volendo, attaccare la città di Messina alle spalle, ma siccome hanno fretta di andare alla conquista di Nizza, non Nizza Sicilia, cioè di Nizza sulla Costa Azzurra, hanno fretta perché i francesi là, Francesco I li aspetta, debbono andare a conquistare Nizza, allora lasciano perdere, fanno un po' di razzia, un po' di cose, insomma, dopodiché lasciano perdere, se ne vanno. Quando ho detto i rinnegati, oppure no, ripartiamo dalla strofa che dice caschiava dille turchi senniu. Senniu è un termine ambiguo, perché senniu, perché fu costretta, fu presa dai turchi, come si dice ancora oggi, mi sento preso dai turchi. E quindi certo, presa dai turchi, senniu. Ma attenzione, perché a partire già dal buon Benedetto Croce, per andare fino alla storiografia più recente,
spesso noi scopriamo il fenomeno detto appunto dei rinnegati, cioè di quelli che si lasciano prendere, e si lasciano prendere perché sanno benissimo una cosa, che nel mondo ottomano e nel mondo islamico più in generale non valgono tanto, come si può dire, le cristallizzazioni sociali che esistono nell'Italia meridionale, nel Regno di Sicilia, che esistono in genere appunto nell'Europa del 5 e del 600. C'è qualcuno che è arrivato sulla sponda meridionale o orientale del Mediterraneo a Biura. Tanto la formula è facilissima, no? La formula è: non c'è altro Dio che Allah e Mahomet è il suo profeta. Nel fare questo giuramento bisogna alzare la mano destra e indicare col dito il cielo. Quindi è un'operazione semplicissima. Poi ci saranno dei rinnegati che veramente erano figli di un giocchia, diciamo, i quali, ripresi dall'Inquisizione, andavano dicendo: no, ma io Tome Coriceddu pensava sempre a Gesù. Oppure: sì, mi dissero di alzare a mano destra, ma io alzai da sinistra. Ma questi rinnegati, appunto, attraverso una formula molto semplice, avevano la possibilità di diventare personaggi importanti. Uno di questi è Cicala, che i turchi chiamano Sigalade Yusuf Pascià, ed è Scipione Cicala. Questo signore era partito come i pifferi di montagna, che era andato per suonare e invece fu suonato, nel senso che suo padre, che era un bel bandito genovese, banchiere, armatore, collega di altri banchieri, di altri armatori, eccetera, ogni tanto si dilettava di fare pure lui la guerra di corsa. E una volta si prende a sto piccirillo, 11 anni, e si porta sopra la nave e dice: andiamo a pigliare un poco di roba, vediamo a che troviamo. E infatti alle isole Egadi trovano una piccola flotta di legni islamici, di legni turchi, chiamiamoli, però non siamo sicuri che erano turchi. E si ingaggia la battaglia e i turchi hanno il sopravvento, e quindi fanno schiavi un figlio e un padre. Un padre poi si riscatta perché aveva un sacco di soldi, quindi, perché appunto si diventava schiavi per un motivo semplice: per ottenere il riscatto monetario. E il figlio invece non riesce, resta là, viene introdotto in un percorso che è quello del Devshirme, cioè il percorso che prende dei bambini cristiani, li educa alla fede islamica nelle madrase e poi da lì li educa alla vita militare, quindi diventano giannizzeri. Ma se sono per mare possono diventare rais di una nave, e come nel caso di Scipione Cicala diventa ammiraglio della flotta ottomana. Scipione Cicala era un rinnegato veramente splendido, cioè eccezionale, voleva tanto bene alla mamma, nel senso che la mamma era rimasta a Messina. Allora lui nel 1594 si presenta con una gran flotta pazzesca, eccetera, che viene da Costantinopoli, da Istanbul, no? E sta veleggiando verso il Tirreno, si ferma a Reggio Calabria, saccheggia un poco Reggio Calabria, insomma, tanti i calabresi avevano scappato tutti, perché funzionavano i sistemi di spionaggio, funzionavano appunto, i Cavalieri di Malta avevano un sistema di spionaggio pazzesco, bellissimo, e Messina era uno dei luoghi centrali dello spionaggio mediterraneo. Allora i calabresi erano scappati, quello non trovano niente, cioè più che scippare porte e finestre e pigliare qualche campana di chiesa, che poi fra l'altro agli islamici queste campane ci danno un fastidio, ma un fastidio, un colpo di ferro, ma che fantericchi, proprio danno un fastidio pazzesco. E allora dice: ma volesse vedere la mamma?
e mandano ambasciatori. L'ambasciatore a Messina dice, l'ammiraglio, un grande ammiraglio, l'almirante, come dicevano, no, a dei tempi, vuole vedere a sua madre. Ah sì, dice, che problema c'è? Ci armiamo una bella foluga e ci portiamo a Reggio Calabria, così si incontrano, si abbracciano, si baciano, ah come stai, come ti passi, e poi pigliano una mamma e si riportano a Messina. Scusa, ti interrompo perché Sì. Ettore sta andando a prendere l'ospite speciale che avremo nell'evento successivo. Io vado in regia e così tu mi darai le indicazioni per quando dobbiamo... Sì. Perché l'evento successivo è alle 20:30. Sì. Ci sarebbe un'altra storia che si può raccontare di un personaggio fantastico siciliano che era il marchese Orazio Paternò Castelli. No, ma come finivo? Ah, come finito? Ci portare la mamma, si baciarono, si abbracciarono, come stai, buono. E allora l'hanno riportato a Messina e io sono tornato a Istanbul, dove ha un mausoleo funerario bellissimo, cioè proprio uno dovrebbe andare a Istanbul solo per vedere il mausoleo di Scipione Zigalazade Yusuf Pascià. Mi è capitato di leggere delle cose a proposito della peste di Tripoli, vabbè tanto lo sapete che sono un appestato, quindi è inutile insistere. C'è una storia simile a questa di... è uscito anche un libro, un romanzo, Uluc Ali, che è calabresi. Sì, perfetto. Di Castella. Ma hai tolto Uccelli di bocca. È uscito un romanzo di Nicodemo Misiti, uno di Mammola. Sì. E c'è anche questo finale Sì, Capodanno. Uccelli è vero che a Crotone gli hanno fatto un monumento, un mezzo busto, perché ho letto da qualche parte, io non l'ho mai visto, ma mi hanno detto che gli hanno fatto un piccolo... Forse c'è una foto qua proprio. Un piccolo monumento, esatto, perfetto. Alle Castella, sì, è crotonese insomma. Sì, ma anche questo non diventò ammiraglio ma per un pelo, perché era veramente bravo, cioè... Questo Sinan... No, Sinan, ora stiamo ai nostri posti, Messina, Caput Mundi, allora era un grande ammiraglio. Quindi Ucciali È meno importante, sì, è un raiz. Vabbè, però non è che scherzava. Però la stessa cosa dice che tornò per vedere la madre, ma la madre non vuole più riconoscere perché io dalla parte musulmano e ho i fuori. Questa è una storia ispirata dall'Inquisizione, sicuramente, guarda, perché... No, Ucciali, non Sinan. Sì, no, perché posso assicurarvi che l'Inquisizione è feroce nei confronti degli eretici, cioè nei confronti dei luterani è feroce. Quando non ferrano a pare, ad esempio, un poco che andava a ferrare a Mandanici, niente meno, che dire, sei un seccato in Tandavalle. Mandanici è un paesino della Riviera Ionica, però in collina, nell'entroterra. Là c'era un piccolo, erano 12 i luterani di Mandanici. Figliare, io ero a scammentare fino a là e pigliarli per fargli un bel processo, di quelli lì come Dio comanda, con tanto di tortura ovviamente, no? E poi bruciati, vabbè, sul rogo, insomma. Uccialì, detto pure occhiolì, insomma c'ha Ulucali sarebbe, Ulucali in turco. Ma volevo raccontarvi la storia di Orazio Paternò Castello, che è una storia un po' più tarda, perché queste storie sono quelle di Uccialì e di Sinan Bassà. Sinan Bassà, mio figliolo, ma non c'è una canzone di De André? Sinan Capodanno, Pascià. Sinan genovese. E che è un oscio, è un oscio. Perché erano genovesi. Erano Certo, perché i Cicala, certo. Genovese. Sì, suo padre era genovese, prestava soldi. Tra Genova e Messina. Esatto. Comunque, sì, erano genovesi e quindi Fabrizio De André, anche lui,
Ma c'ha contato sta storia, purtroppo pure lui è morto. Io stasera, io questa cosa non la dovevo fare. Perché? Non la dovevo fare. Perché Rosa Ballisteri è morta. Fabrizio D'Andrea è morto. Uno che cantava in Travidde e Vadri, in Trabuscurafunni, era Toni Cucchiara. Ve lo ricordate Toni Cucchiara? È morto. Io ho sul microfono e mi allontano. Anche Ciccio Busacca. Sì, Ciccio Busacca, sì, ma sto dicendo quelli che hanno fatto canzoni attinenti al tema, diciamo, strettamente al tema. Orazio Paternò Castello era il marchese di San Giuliano, cioè un antenato del famoso San Giuliano, ministro degli esteri del governo Giolitti, insomma, cioè non è che era l'ultimo arrivato. Era di Messina o di Catania? Era di Catania, era catanese. Era catanese e geloso, nel senso che un giorno tornando a casa trovò la moglie a letto con un altro. Ai tempi, siccome ancora Angela Bottari non era, diciamo, venuta fuori e esisteva il cosiddetto delitto d'onore, ammazzò la moglie. Poi, per evitare di essere perseguitato, che fa? Ad Angela Bottari, certo, merita un applauso, certo. Vedo che siete un bel pubblico, c'è proprio un pubblico meraviglioso. Non me l'aspettava, infatti ancora faceva la mano dall'emozione. Comunque cosa fa questo? Scappa, e dove scappa? A Tripoli. Scappa a Tripoli e là che cosa fa? Alza la mano destra stavolta, giusta, dice la formula precisa e si converte. E visto che era vedovo, pigliava e si maritava una figlia del bey di Tripoli, del pascià di Tripoli, insomma, e quindi anche lui fece carriera, insomma, come si può dire, si sistemava per bene. E poi vorrei per un attimo parlare di Lepanto, perché su Lepanto a Messina ce l'hanno fatta a maccarroncino, diciamolo, va. Sì. Vorrei adesso le foto Ragusa e Messina, così, perché sono due foto molto molto collegate. Una mi ha detto Davide, Ragusa San Giorgio. sì, Ragusa San Giorgio, eccolo qua. Ragusa San Giorgio, questo è San Giorgio ovviamente che sta ammazzando il drago, e il, come si può dire, il santo guerriero per eccellenza. Ma guardate i due santi al lato, uno c'ha il piede destro su una testa e l'altro c'ha il piede sinistro su una testa che assomiglia molto alla prima, e sono teste di moro, testa di moro. Infatti compareva questa cosa all'invito, teste di moro, non erano state scelte a caso. Andiamo avanti, e qua c'è una cosa che ci riguarda molto molto da vicino. Dobbiamo andare oltre Ragusa a Messina. Questo comunque è Antonio Gaggini, è un'operazione fantastica fatta dai ragusani per ricordare che erano riusciti una volta tanto a respingere un'incursione la testa è anche una scopa. Sì, una scopa. Una Scopa azzurra. qua! Giuro che non l'ho fatta io, l'ho semplicemente rubata. Ho fatto il pirata stavolta, non il corsaro, perché non avevo la patente. Comunque se andiamo avanti invece c'è la sorpresa messinese. Eccola qua. Questo signore lo conosciamo tutti, è Don Giovanni d'Austria, e guardate il suo piede sinistro su che cosa è messo.
Una testa di Moro. Possiamo andare anche a quella successiva, che qua si vede pure meglio. Eccola là. Questa statua, lo sappiamo tutti, è Calamec, 1572, ed è stata fatta dopo la famosa battaglia di Lepanto. Questa battaglia di Lepanto è stata, come si può dire, glorificata in tutti i modi possibili e immaginabili. Ci sono sbarchi, rievocazioni, gente a cavallo, vescovi che benedicono, c'è di tutto di più. C'è una cosa che appunto sì, vorrei raccontare, nel senso che l'attuale assessore Caruso alcuni anni fa mi invitò a un convegno sulla battaglia di Lepanto, dicendo siccome la battaglia di Lepanto fino a quel momento l'aveva trattata solo dal punto di vista cristiano, dei cristiani, della vittoria dei cristiani, dice no, voglio sentire pure l'altra campana. A questo convegno era presente anche l'ambasciatore Marullo e naturalmente io che cosa ho detto? Ma come fate? Come facete a credere ancora a sta cosa 400 anni dopo? Naturalmente fui fulminato dagli sguardi dell'ambasciatore Marullo perché uno dei suoi antenati aveva partecipato alla battaglia di Lepanto, ma la verità è che quando si parla della propaganda uno pensa che la propaganda è quella dell'Ucraina, che ne so, cose di questi tempi, no? Invece no, partì dopo Lepanto una campagna propagandistica fatta fondamentalmente dai Cavalieri di Malta pazzesca, cioè libri, opuscoli, poesie, poemi, dipinti, la Madonna della Vittoria, cioè una roba praticamente pazzesca in cui non c'era modo di pigliare ciato e dire ma scusate forse, perché invece la storia, mettendola sul piano così un po' più leggero, è che quando il bailo veneziano, l'ambasciatore veneziano andò dal sultano l'anno dopo, nel 1572, a dirgli ma noi a Lepanto vi sunammo, vi insultammo veramente. E allora il sultano gli rispose sì, è vero, voi a Lepanto ci avete tagliato la barba, ma noi a Cipro vi abbiamo tagliato un braccio, perché contemporanea alla battaglia di Lepanto è la conquista di Cipro, che vale ovviamente molto più di una battaglia, tant'è vero che i turchi l'hanno tenuta fino a tempi recenti. Ci sono le incursioni post Lepanto e ho bisogno di farmi sorreggere da Maurice Aymar, no, perché vabbè, siamo amici, ci conosciamo, io lo apprezzo molto e scrive delle cose estremamente importanti, ma quello che dice lui fondamentalmente è che attorno agli anni 1580-84 tra l'impero spagnolo da una parte e l'impero ottomano dall'altra ci fu come una sorta di tregua, chiamiamola così, no? Nel senso che si immaginò una linea che divideva il Mediterraneo in Oriente ottomano e Occidente cristiano spagnolo, diciamo, ispano-francese, sì, a voler essere. Restava però una costa incontrollata. Poco fa nella chiesa valdese era in corso la presentazione di un libro che si intitola Libia, che è ovviamente sulle questioni libiche attuali, ma guardate che la instabilità della Libia attuale non è molto diversa dalla instabilità della reggenza di Tripoli fra il 1500 e gli inizi del 1800. Immaginate soltanto che per mettere a posto i corsari algerini la Francia dovette fare una spedizione nel 1830 per andarsi a conquistare l'Algeria e le flotte inglesi dovevano battere continuamente a cannonate
Tunisi da una parte e Tripoli dall'altra. Queste reggenze avevano, diciamo, formalmente erano province dell'impero ottomano, ma nei fatti erano come degli stati autonomi, tant'è vero che a un certo punto nasce tutta una questione: com'è possibile che i tripolini mandano degli ambasciatori in Francia? Ma non è legittimo, sono una provincia, è come se, che ne so, la provincia di Caltanissetta mandasse degli ambasciatori alle Nazioni Unite a posto dell'Italia, no? O a fianco dell'Italia. Queste reggenze, anche lì ne sono state dette tante, che erano appunto feroci. Sì, è vero, erano feroci, ma non è che quando i cavalieri di Malta sbarcavano sulle coste della Tunisia fossero molto gentili, cioè si trattava di fare la stessa cosa da una parte e dall'altra. Allora ci sono le incursioni, e qua, sempre nella nostra area, parlo dell'area messinese, ma parlo soprattutto appunto dei casali di Tramontana, perché in questa fase mi stanno molto a cuore, diciamo. Ci si attrezza per difendersi. Ovviamente la città si difende fortificandosi, fa il Forte San Salvatore, fa il Forte Gonzaga, comincia a farsi le sue belle mura, ma alla difesa dei casali, soprattutto dei casali del nord, no? Bisognava mettere in campo qualche cosa, e questo qualcosa era intanto controllare lo stato delle torri di guardia, vedere se era necessario farne qualcuna di nuova e poi mettere in campo i cosiddetti cavallari, cioè gente che andava avanti a rete, a cavallo, a perlustrare la costa per vedere che non ci fossero sbarchi, no? E se qualcuno dall'alto di una collina vedeva le vele, come faceva a dare l'allarme? Non c'era WhatsApp. Allora suonavano la brogna. A brogna non lo so spiegare bene, è un conchiglione, diciamo, un conchiglione dentro cui si soffia e fa quel suono cupo, sì, e fa un suono molto forte, diciamo, sì. Cupo, sì. Ah, tu l'hai mai suonata? l'ho sentita suonare. L'hai sentita suonare? Sì. Da bambina mio fratello Sì. ne aveva una. Sì, ed è una conchiglia molto grande. Aveva praticato un po' Sì. all'estremo. All'Arcoladrone nel museo ce l'abbiamo. Sì, La Brogna, a sì. Brogna, è La fondamentale, Brogna originale. è fondamentale la Brogna, perché la Brogna viene suonata alla Marina, ma il suo suono si espande in direzione delle colline, è una specie di tromba d'allerta, non so Una come... volta era un segnale per le famiglie che le barche stavano ritirando, Sì, perché ogni brogna ha un suono particolare. e vedo che ce la sa proprio, perché... Acqua ladrona, Acqua ladrona, certo, Acquaruni, l'acquarù. certo, all'Acquaruni. E questo lo dico perché c'è una strofa della canzone di Rosa Balistreri che dice: fusso mammuzza cuccori tiranno, amanno a mare a cercare un nonno, come un gagliasti un senti stubanno, un citi a mare le turche ci sono, come un gagliasti un senti stubanno. Sentite, 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 ubbanniature, che senta Brogna che dall'allarme passa e dice un ciannata a mare. Ci sono i turchi, che poi non erano turchi ma erano barbareschi, ma comunque vabbè, sempre turchi erano. L'uso di questo strumento, diciamo così, è
dà come si può dire, una sorta di misurazione acustica, no? Della posizione dei vari casali, no? Delle Masse, di Castanea, cioè quali potevano essere raggiunti dal Sole della Brogna oppure quali dovevano essere raggiunti da un cavallaro che si metteva a cavallo e invece di perlustrare la spiaggia entrava in perpendicolare, diciamo in direzione della... mi stai stancando. Comunque c'è qua, vabbè, in effetti si potrebbe anche chiudere. C'è un'altra strofa che dice: pigliate l'arme, correte picciotti, ci vuole forza e coraggio di tutti. E qua entrano in campo i nostri abitanti dei casali, nel senso che per un paio di volte gli abitanti dei casali, dice, dove lo dice? Lo dice Campagna in un suo testo, siamo nel 1524, e soprattutto gli abitanti di Gesso e San Gregorio, questi riescono a respingere l'incursione ricacciando a mare, diciamo così, i corsari, sì, giusto, non i pirati. Qui si apre naturalmente tutto un capitolo molto interessante sulle cosiddette milizie paesane, perché è vero sì che c'era l'esercito, quello ufficiale, c'era la marina, quella ufficiale, la marina del Regno di Sicilia, in Sicilia c'erano dei tercios, cioè dei reggimenti spagnoli, e però accanto a questi c'erano i miliziotti o le truppe paesane. Queste truppe paesane, guardate che erano niente male. Io le ho incontrate nel 1719, quando gli austriaci sbarcarono a Oliveri e tentavano di andare verso Francavilla di Sicilia, quindi si inoltrarono nella vallata del Fantina per scavalcare poi la Sella e scendere dall'altro lato. Ecco, in questo percorso di montagna erano continuamente bersagliati, sembra la storia dei partigiani, erano continuamente bersagliati dai paesani armati, che non avevano le divise, non avevano le armi convenzionali, eccetera. Tant'è vero che il generale tedesco era furiosissimo, appena riusciva a mettere le mani su qualcuno di questi, ma che cosa non gli faceva? Perché erano irregolari, erano appunto come i partigiani, cioè conoscevano bene le montagne, conoscevano bene tutte le vie di penetrazione, i sentieri, le trazzere, no? Sapevano bene, conoscevano bene il territorio, quindi erano assolutamente temibili. E allora fa bene Rosa Balistreri a dire pigliate l'arme, correte picciotti, ci vuole forza e coraggio di tutti. E ci vuole forza e coraggio di tutti, sì, perché come se in croce e compagnia alle crocchi, come un trasero stinfamazzi turchi. Va bene, spero di avervi allietato la serata. Questa canzone con quei pirati certo o no? si collega, certo. Siccome è bellissima sta canzone di Rosa. Ho dimenticato, vabbè, di fare vedere Acquarone, vabbè, ma... Se vuoi no, ritorno. No. Intanto ringrazio tutti voi per la vostra presenza e volevo, qualcuno lo sa già, ma per chi non lo sa, tra poco noi continuiamo, c'è un'altra tappa di questo percorso, perché ci sarà il laboratorio teatrale aperto a tutti e ci sarà dunque Vincenzo Tripodo che condurrà questo momento, e abbiamo come ospite speciale la professoressa Rosa Gazzara, una donna eccezionale di 94 anni, con una lucidità, con una vivacità di pensiero, e per cui sarà qui con noi
Rosa Gazzara in questo laboratorio teatrale aperto che caratterizza questo percorso che noi abbiamo fatto. Peppino, sei stato eccezionale come al solito, però c'è un'altra cosa, c'è un'aggiunta. C'è una piccola aggiunta. C'è un'aggiunta. Sì, vai. Perché adesso questa canzone ve la leggo nella traduzione in italiano. Sì, dappertutto, persino fra i boschi folti, dov'è il mio amore? Qui non c'è traccia. Come dire che non si può rendere né Non mai. si può rendere, infatti. Mi metto a cercare ma non trovo niente. Per amore suo giro per il mondo senza sosta. Avevo figliolo, sto italiano. Benissimo. C'è qualcuno che vuole approfittare per fare qualche domanda, qualche considerazione? Ci sono domande? Io ho cantato questa canzone. La vuole cantare? Vabbè, si può cantare a qualsiasi età. Era un coro polifonico, conosceva lei Arena? Eugenio Arena ha fatto lui una versione polifonica. Le chiedo scusa, c'è la telecamera, si mette un po' più in là. No, qua, anche qua. Qua, di qua. Salti a qua, si accomodi, venga qui. No, cosa bravissima questa qua. Quindi io partecipavo Qua si deve mettere qua a fianco così esce quella... Soltanto io ho fatto un concorso ad Arezzo nel 61, era un concorso polifonico che guidava il professore Arena, avvocato Arena, che è morto purtroppo nel 2006 mi pare. E quindi ci portò ad Arezzo e questa canzone appunto a 4 voci miste, coro polifonico, apprezzatissima poi ad Arezzo. Infatti gli inglesi, era un concorso internazionale, inglesi, francesi, per noi è una novità assoluta questa qua, perché è una cosa nuova per loro, una polifonia in siciliano. E quindi mi ricordo questo fatto molto, mi ha commosso anche un pochettino, perché riguardo i miei vecchi amici morti. Ho fatto bene allora a tirarla fuori. Perché queste sono nel primo diciamo Ma non la possiamo intonare, 2 battute, non se la ricordo. no, non posso cantarla perché è un coro polifonico. Ma no, ma fa cantare a me che sono stonato. È così. Staville dalle oscura funni, un l'amante mia di Camesprio. Silenzio per favore, un attimo. No, non posso, non mi preparai io. Ma il clima che si respira in questa realtà è questo. No, ma io fatto, se avessi saputo io questo fatto ieri sera, scrivo il testo per bene, non cantavo io. Ce l'abbiamo il testo. Ce l'abbiamo il testo. Basta chiedere. L'avevo preparato per È così. La vai a piccicare in trovo dunni, piloso amore mio. Furio, no, non è questa la versione mia, quella cantata dal coro nostro era un po' diversa la versione, era un po' diversa. Questa qua era Forse Balestieri, questa era una canzone, diciamo, era una canzone fatta a 4 voci, di conseguenza io so, a parte del tenore, eravamo noi soprani, tenori, bassi e mezzo soprani, diciamo. E quindi mi ricordo la parte del tenore che era un po' diversa, perché poi era la fusione delle voci che dava un motivo unico poi. Quindi non posso cantarla questa. Grazie per il suo contributo. Suggerisco di scendere da fuori che c'è un gradifoglio. Ah sì, scusa. Sì, in realtà Travillo e Varri ha avuto molti interpreti. Una è sofisticatissima e bellissima, è Tascollo. Io l'ho sentita da Tascollo. Infatti. Solo che la trovo troppo sofisticata, poco popolare, come invece tento di essere io come cantante popolare, diciamo. Poi c'è Matilde Politi pure la canta, e la canta mettendoci anche delle strofe diverse, che dice: lo sultano battiva le nostre porte e se ne chiappa la morte in ignutti, insomma c'è anche delle strofe diverse. Ma soprattutto, ripeto, quella che mi ha lasciato molto male è quella cantata da Tony Cucchiara, perché
per me è stato come tornare ai tempi, proprio quando io improvvisamente è riemerso dal passato con tutta la sua Agrigento, i suoi Dioscuri che cantavano assieme a Iddu, cioè una cosa che mi ha lasciato. Ma a quando risale questa cosa? Di Cucchiara? Tony Cucchiara dunque è morto nel 2018. Quando l'aveva fatta questa cosa? L'aveva fatta negli anni d'oro, gli anni 70. Ah, ecco. Perché negli anni 70 lui andava in giro. Divino il breve, no? Divino il breve. Sì. E niente, per questo ho detto io questa cosa non la dovevo fare. Grazie Peppino. Tutte le varie versioni che sono state cantate, faccele sentire. E tu eri salvo dalla maledizione di tutti. Io vi desidero chiedervi un applauso per lo staff e i giornalisti di Toto Modo. Sono qua con noi, stanno facendo un'attività eccezionale. Da lunedì in sostanza ci vediamo tutto il giorno e veramente grazie per i vostri sforzi. José Villari, che è l'editore, in questo momento non c'è perché è impegnato in un altro evento, ma mi piace precisare che la scelta di Toto Modo che ci accompagna in questo percorso è voluta e specifica, perché Toto Modo in tempi non sospetti, 10 anni fa, quando è stata fondata, ha scelto nel suo stile di comunicazione l'utilizzo spesso e volentieri e in modo piacevole della lingua siciliana, di intercalari, di frasi, e per cui è un nostro compagno di viaggio in questo percorso. Grazie ancora a Toto Modo. Un applauso, se lo meritano tutto.